Chi sono i candidati a sindaco in provincia di Agrigento per le amministrative? Pubblicato un avviso pubblico per i contributi ai cittadini danneggiati dagli incendi dell'estate scorsa. Ritardi nell'assegnazione dei fondi per l'editoria in Sicilia. Le critiche della deputata del PD Valentina Chinnici. Torneo interforze allo stadio Esseneto per la legalità. L'Acragas potrebbe cambiare società, per ora solo indiscrezioni. Buongiorno da TVA Notizie. Elezioni amministrative in provincia di Agrigento. Vediamo chi sono i candidati a sindaco nel servizio di Arturo Cantella. Definite le candidature per le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno nei comuni dell'Agrigentino, dove si andrà a votare per il rinnovo della carica di sindaco e dei consiglieri comunali. A Naro i candidati a sindaco sono tre: l'uscente Maria Grazia Brandara con la lista Maria Grazia Brandara il sindaco di Naro, Milko Dalacchi con la lista Magica Naro Milko Dalacchi sindaco e Roberto Barberi con la lista Uniti per Naro Barberi sindaco. A Racalmuto i candidati sono tre: Calogero Bongiorno con la lista La Svolta per Racalmuto Bongiorno sindaco, quindi Salvatore Petrotto con Racalmuto Riparte Petrotto sindaco, e poi Salvatore Picone con Un Paese per Tutti Salvatore Picone sindaco. A Santa Elisabetta i candidati a sindaco sono l'attuale sindaco Mimmo Gueli, che si presenta con la lista Avanti per il Bene Comune, e Domenico Gueli sindaco. Contro Gueli è candidato l'attuale presidente del Consiglio Comunale di Santa Elisabetta, Liborio Gaziano, con la lista Orgoglio Sabettese Liborio Gaziano sindaco. A Campobello di Licata i candidati sono già il sindaco Michele Termini, Antonio Pitruzzella, anche lui sindaco, Lillo Massimiliano Musso e Vito Terrana. Le elezioni amministrative a Caltabellotta vede candidarsi a sindaco Roberto D'Alberto con la lista Cambiamo Caltabellotta e Sant'Anna e Biagio Marciante con la lista Insieme per il Futuro Marciante sindaco. Ad Alessandria della Rocca sono due che si disputano la carica di primo cittadino. Uno è l'avvocato Giuseppe Montana con la lista civica Costruire il Domani, l'altro è Salvatore Mangione con la lista civica Alessandria Futura. Per i danni causati dagli incendi dell'estate scorsa, l'IRFS ha pubblicato un avviso pubblico per i contributi ai cittadini danneggiati. Il servizio. In pubblicazione da oggi presso l'IRFS Finsicilia l'avviso pubblico per i contributi straordinari per i danni causati dagli incendi dell'estate scorsa, una misura da circa 2.900.000 euro destinata a quanti hanno subito danni al patrimonio sia immobiliare che immobiliare a seguito dell'ondata di calore e degli incendi che hanno interessato a partire dallo scorso luglio le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, per i quali è stata emanata un'ordinanza a capo della Protezione Civile. Quindi, grazie al decreto della Regione, è stato costituito mediante un incremento del Fondo Sicilia un plafond destinato alla concessione di contributi di importo pari a 2,9 milioni di euro. L'IRFS è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni. Per accedere quindi al contributo è necessario essere proprietari dei beni, avere denunciato prima della data del decreto che determina lo stanziamento, cioè il 9 aprile del 24, danni occorsi a seguito di incendi e ondate di calore. Sono previsti dei limiti al contributo, in particolare per il ripristino dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario non potrà superare i 50.000 euro. Se l'abitazione è diversa da quella principale, il limite è di 25.000 euro. Per il ripristino invece delle parti comuni di edifici residenziali, il limite è 15.000 euro per ciascun edificio. Mentre per il ristoro delle spese relative al ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danni ubicati nell'unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario, il limite massimo è di 5.000 euro.
in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti al richiedente da parte di altro ente pubblico per le medesime finalità, i massimali sono ridotti del 50%. L'avviso ovviamente è visionabile sul sito istituzionale dell'IFIS. Riunione a Porto Empedocle del gruppo Primavera Empedoclina alla presenza del coordinatore Luigi Gino Grillo. Nel rispetto dei nostri valori di centristi moderati e di cattolici impegnati in politica, nonché europeisti convinti, dice Luigi Gino Grillo, abbiamo ritenuto giusto dare il nostro sostegno per la prossima consultazione elettorale, scegliendo la lista Forza Italia Noi Moderati. Critiche della deputata del PD Valentina Chinnici sui ritardi nell'assegnazione dei fondi per l'editoria in Sicilia. Arturo Cantella. Sui fondi all'editoria interviene la parlamentare regionale del PD Valentina Chinnici. Il governo è assente in commissione, l'ennesima mancanza di rispetto, l'assenza degli assessorati al bilancio e ai beni culturali, alla seduta della quinta commissione dedicata ai ritardi a sostegno dell'editoria dei libri cartacei rappresenta l'ennesima grave mancanza di rispetto nei confronti degli editori siciliani e del Parlamento regionale. La deputata del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana Valentina Chinnici continua nel suo comunicato: l'assessorato e la ragioneria aggiunge erano stati convocati per discutere del lunghissimo ritardo accumulato dalla Regione per erogazione degli aiuti stanziati con la manovra finanziaria anti-Covid 2020. Sono 1.380.000 euro che la Regione avrebbe dovuto già redistribuire per consentire alle imprese di affrontare i disagi generati dalla pandemia. Ci sono voluti quasi 3 anni di solleciti per arrivare al dicembre del 2023 al decreto di impegno delle risorse che autorizza la liquidazione di 20.000 euro alle singole ditte beneficiarie. Ancora oggi, tuttavia, a distanza di 5 mesi dal suddetto decreto, nessuna impresa ha ricevuto il tanto agognato contributo, un atteggiamento inaccettabile, conclude Valentina Chinnici, parlamentare all'Ars del PD, che oltre a ledere i diritti di centinaia di imprenditori e di lavoratori macchia la dignità delle istituzioni. Alla scoperta di centinaia di tesori nascosti in 46 borghi siciliani nelle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta. Un interessante weekend da domani a domenica per scoprire tradizioni e ricette nel cuore della Sicilia grazie alla Fondazione Le Vie dei Tesori. Si andrà a Cala Scibetta, Delia, Sutera e Valle Lunca Pratameno. Nell'Agrigentino i borghi che si potranno visitare si trovano a Burgio, Caltabellotta, Cammarata, San Puca di Sicilia, Santo Stefano di Quisquina e Siculiana. Per l'anniversario dello Statuto siciliano, giornata di festa a Palazzo d'Orleans per 170 bambini. Arturo Cantella. In occasione della festa nei giardini di Palazzo d'Orleans a Palermo, per il 70° anniversario dell'autonomia siciliana, 170 giovanissimi studenti di età compresa tra i 9 e i 12 anni, accogliendo l'invito del Presidente della Regione Schifani, hanno trascorso la mattinata tra i viali del parco accompagnati dai loro docenti, dalle dirigenti scolastiche, dell'Istituto Comprensivo Livatino di Ficarazzi e dell'Istituto Pertini di Palermo. A fare da cicerone 13 studenti del terzo anno dell'Istituto Superiore Mariano Rutelli di Palermo, che hanno mostrato ai bambini gli animali che vivono nei giardini, dai pavoni ai fenicotteri, ai pappagalli, ai pellicani, alle aquile, ai gufi, spiegando le loro caratteristiche di ogni specie, incuriosendoli con descrizioni dettagliate. Dopo il tour, l'incontro con il presidente Schifani, che si è intrattenuto con i ragazzi per circa un'ora, parlando dell'istituzione come casa di tutti, in particolare dei piccoli siciliani, di crescita nel rispetto delle regole e della legalità, di fiducia nel futuro, di volontà e determinazione per superare la difficoltà.
Ricordando la promulgazione dello Stato il 15 maggio del 1946, il Presidente ha esortato i giovanissimi siciliani e i loro docenti ad approfondire il tema dell'autonomia, le sue peculiarità, per acquisire una maggiore consapevolezza della storia e dell'identità del popolo siciliano, a guardare al futuro senza perdere le proprie radici. La festa si è conclusa con una ricca merenda, popcorn, zucchero filato, cappellino, il simbolo della Tinacria, donato ai bambini visibilmente entusiasti del tempo trascorso nei giardini di Palazzo di Orleans. Porte aperte al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento per promuovere la cultura della legalità. Una giornata intensa, quella che ha visto protagonisti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. I ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere i diversi reparti dell'Arma, in particolare il nucleo operativo e radiomobile, il reparto biodiversità dei Carabinieri Forestali e del nucleo cinofili di Palermo. Prima di lasciare la caserma Biagio Pistone, la foto di gruppo con il cane Blade del nucleo cinofili. Una bella esperienza che gli studenti di Realmonte ricorderanno sicuramente a lungo. Notte europea dei musei, quella di domani con il patrocinio anche dell'UNESCO. Il Parco Archeologico Valle dei Templi aderisce con delle attività al Museo Griffo, che sarà aperto dalle 21 all'1, e al Museo della Badia di Licata, aperto dalle 17:30 a mezzanotte. Il Museo di Agrigento, in collaborazione con il Liceo Classico e Musicale Empedocle, propone lo spettacolo itinerante Pentesilea e Achille, frammenti di una tragedia. Un fenomeno come la mafia, per poterlo sconfiggere occorre una educazione alla legalità che parte nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale. E questo è il messaggio ribadito nel corso della giornata della legalità che si è tenuta a Palma di Montechiaro nella biblioteca intitolata a Giovanni Falcone. Arturo Cantella. Un fenomeno come la mafia, essendo molto complesso, per poterlo sconfiggere occorre un'educazione alla legalità che parte nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale. Questo è il messaggio più importante che è stato ribadito nel corso della giornata della legalità sul tema Senza memoria non c'è futuro, che si è svolta nella biblioteca comunale di Palma di Montechiaro, intitolata al giudice Giovanni Falcone. Il tavolo tecnico è stato composto dal primo cittadino di Palma Castellino, dal magistrato Lirio Conti, dalla dirigente di pubblica sicurezza Maria Lucia Lombardo, dal segretario generale del comune Piero Amorosia. A moderare l'incontro è stata Letizia Pace, presidente della Fondazione Tomasi di Lampedusa. Presenti altresì gli studenti degli istituti comprensivi, delle medie superiori. Proprio per questo ai ragazzi è stato un momento intenso di riflessione e di densa formazione. Hanno anche partecipato fattivamente al dibattito con domande e in alcuni casi spontanei incalzanti. Il magistrato Conti e la dottoressa Lombardo, dirigente del commissario di polizia di Palma, hanno raccontato appassionatamente le loro esperienze. Devo ringraziare innanzitutto per l'ottima organizzazione l'assessore Miriam Barba, la dottoressa Di Blasi e Zarbo, e un profondo ringraziamento al dottore Conti e alla dottoressa Lombardo per i loro meravigliosi interventi che hanno dato un quadro completo sia umano che professionale, un momento di crescita. Nel mio intervento ho voluto rimarcare l'importanza del lavoro che quotidianamente svolgono le forze dell'ordine e la magistratura, ricordando le vittime per mano di mafia, uomini e donne delle istituzioni cadute per difendere lo Stato. I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto delle domande intelligenti su temi che riguardano l'apparato dello Stato, un momento insomma importante per la crescita che ha visto che parliamo delle prossime 2 generazioni di cittadini palmesi. Cronaca: la droga veniva pagata con il reddito di cittadinanza. 3 arresti a Marsala.
Nella mattinata odierna la Procura della Repubblica di Marsala, dirigendo e coordinando le indagini svolte dai carabinieri della locale compagnia, ha dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti di 4 persone, tra cui una donna, indagate per vari reati, dallo spaccio di stupefacenti all'indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza, riciclaggio di denaro, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione. È stata applicata la misura custodiale in carcere nei confronti di Alessia Angileri, 33 anni, e del compagno Andrea Nizza, 36 anni, e di un altro presunto spacciatore, Alessio Christopher Pantaleo, 36 anni anche lui, domiciliati nel quartiere popolare di Sappusi e già sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito della cosiddetta Operazione Virgilio. Nell'ambito dell'operazione è stato disposto anche il sequestro preventivo di una nota rivendita di tabacchi sita nel quartiere popolare di Amabilina, ritenuta dagli inquirenti un vero e proprio bancomat dei pusher, oltre che di mezzi e somme di denaro pari a circa 50.000 euro. A carico del titolare della tabaccheria sequestrata è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con contestuale interdittiva del divieto di esercitare l'attività di impresa. L'attività di indagine ha preso avvio all'indomani dell'operazione Virgilio, eseguita sempre dai carabinieri sotto la direzione della procura marsalese, che nel febbraio 2023 aveva smantellato la storica piazza di spaccio del quartiere popolare di Sappusi con l'esecuzione di una ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 14 indagati, 11 dei quali destinatari della misura in carcere. Grazie infatti al ritrovamento di appunti contabili relativi all'attività di spaccio, sono scattate ulteriori indagini che avrebbero permesso ai carabinieri di ricostruire il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga smerciata, cocaina, crack ed eroina. I consumatori, spesso in difficoltà economiche, avrebbero acquistato stupefacente a credito, lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza con relativo PIN nelle mani dei pusher, i quali, grazie alla messa a disposizione della rivendita di tabacchi di Amabilina, avrebbero prelevato mensilmente il contante, lasciando una somma pari al 10% dell'importo prelevato al titolare della tabaccheria, aggirando così la disciplina sull'utilizzo delle carte del reddito di cittadinanza e le disposizioni del testo unico bancario. La Angileri e il Pantaleo sono altresì indagati per estorsione, poiché sempre secondo gli atti di indagine preliminari avrebbero costretto a lasciare l'abitazione mediante la minaccia di incendio gli assegnatari regolari di un alloggio popolare del quartiere Sappusi. Gli indagati subito dopo si sarebbero impossessati dell'alloggio, occupandolo abusivamente. I carabinieri inoltre, con l'ausilio della Guardia di Finanza, stanno espletando ulteriori accertamenti presso la rivendita di tabacchi sequestrata allo scopo di approfondire aspetti fiscali e verificare tutte le operazioni di prelievo effettuate con le carte del reddito di cittadinanza indebitamente utilizzate dai pusher nell'ambito dell'operazione Virgilio del febbraio 2023, da cui ha avuto origine l'operazione odierna. Il Tribunale di Marsala ha già condannato Gisella Angileri, sorella di Alessia, e Vito Alessio Allegra, 2 degli imputati, rispettivamente a 8 e 5 anni di reclusione, dichiarando altresì nei loro confronti la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale. Per gli altri indagati dell'operazione Virgilio è stato contestato il più grave reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e a breve si partirà con il processo. Il 24 maggio a Messina tecnici a confronto sul progetto del ponte. Vediamo. Presidente, la Commissione Ponte ha ascoltato tanti pareri. Giorno 24 ci sarà un confronto tra i tecnici che credono nel ponte, quelli dello Stretto di Messina, e quelli che credono che non sarà una struttura affidabile. Ecco, chi si presenterà a questo duello tecnico, diciamo così?
In Italia è il primo incontro e si svolge su questo un confronto diretto che potrà togliere tanti dubbi ed eliminare tante incertezze. Noi tanto stiamo facendo un confronto, stiamo facendo una serie di audizioni, stiamo comprendendo veramente ciò che è il progetto e avrà un peso perché noi ad esempio sui rilievi fatti dai tecnici del Comune faremo le nostre osservazioni anche da ciò che dovrebbe risultare, se dovesse risultare dal confronto del 24 che ci siano dei problemi tecnici ed altro che chiederemo un intervento. Lei da Presidente si comporta in maniera imparziale, però non fa mistero neanche di essere favorevole al ponte. Come pensa che finirà questa storia? Intanto la Stretto di Messina ha rinviato la presentazione delle modifiche al progetto definitivo e quindi cantieri niente quest'anno. No, io penso che l'opera si farà al 90%, non vedo, sentendo spesso i tecnici dello Stretto e la società non hanno nessuna incertezza. Io invece sul fatto del rinvio io sono molto propenso al rinvio, infatti facevo dei post in cui dicevo so che stanno presentando ma non chiedono un rinvio di 15-30 giorni perché c'era un motivo. Primo, con rinvio il ponte è uscito dalla campagna elettorale delle europee, vede, non ne parlano più, invece se ora ci fosse stata la decisione ci sarebbero state sempre discussioni. Ma poi soprattutto il 24 maggio scade la commissione nominata dal PD e dai 5 Stelle, di cui io temevo anche delle decisioni forse di carattere politico, invece così le decisioni saranno prese dalla nuova commissione e inoltre con i tecnici del Comune, con gli incontri che faremo qua, si cercherà di ovviare e venire incontro a tutte le richieste del Comune. Siamo alla pagina sportiva. Un calcio per la legalità in memoria degli uomini delle forze dell'ordine che hanno perso la vita in servizio. Il torneo interforze si svolgerà allo stadio Esseneto di Agrigento domenica. Il servizio di Arturo Cantella. Si svolgerà domenica 19 maggio presso lo stadio Esseneto di Agrigento il torneo Interforze, un calcio per la legalità, in memoria degli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno perso la vita in servizio per cause naturali. A sfidarsi saranno le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, la palestra Wellness. Amici della polizia, le partite di calcio a 11 avranno una durata di 25 minuti e ogni squadra potrà avere un massimo di 16 partecipanti. Al termine della fase eliminatoria, le prime 4 squadre che otterranno più punti accederanno alle semifinali. Al termine del torneo saranno premiate le prime 4 classificate, il miglior portiere, il miglior giocatore del torneo, il direttore di gara e il maresciallo della Guardia di Finanza Gregorio Flamina della sezione AIA di Agrigento e l'ispettore di polizia Orazio Tomarchio. Prima del calcio d'inizio, che sarà alle 9:30, i saluti del questore di Agrigento Tommaso Palumbo e la benedizione del torneo. Calcio, l'Akragas sarebbe sul punto di cambiare società, come dire che si prospetta una nuova telenovela. Carmelo Lentini. L'Akragas sta per voltare pagina. Dopo una stagione di assestamento terminata con una onorevole salvezza anticipata, la società biancazzurra è decisa a cedere la mano. L'indiscrezione è sulla bocca di tutti e si attende solo l'ufficialità dell'operazione, che secondo voci di corridoio danno già addirittura d'arrivo. Termina l'era Deni? L'imprenditore padrone del club nelle ultime conferenze stampa aveva accennato alla possibilità che ci sarebbero state delle novità, riferentesi ad un'entrata di nuovi soci, ma non certo ad una cessione in toto. Aveva evidenziato l'arrivo di nuovi imprenditori, alcuni provenienti dall'estero, e di gente imprenditoriale locale che desiderava investire in biancazzurro. Adesso lo scenario cambia ed un alone di mistero aleggia nell'ambiente del gigante, ma alla fine sarà veramente così? Sul web navigano le indiscrezioni dei soliti bene informati, ma tutto è da prendere con le pinze. L'attuale società non fa trapelare nulla.
nessuna smentita, ma è probabile che presto verrà organizzata una conferenza stampa. Ad una nostra specifica domanda ad un diretto interessato della società, ammiccando un sorriso, ci è stato risposto: il domani dell'Agragas sarà sicuramente radioso, ma sicuramente con altre persone. A questo punto, ipotizzando quanto abbiamo detto prima, se si dovessero, come sembra, confermare queste novità, si azzererebbe tutto, come spesso succede. Ci sarà un nuovo staff tecnico, una nuova rosa di calciatori con alcuni giovani promettenti del vivaio e nuovi vertici societari. In poche parole, si inizierebbe da capo con nuove prospettive. Ma cosa ne pensano i tifosi? A leggere sul web è una sorta di caccia ai prossimi arrivi e la fantasia va oltre. C'è chi asserisce che il nuovo gruppo sia di una certa levatura finanziaria, che ha sempre fatto calcio ad alti livelli e che porterebbe un tecnico dal passato illustre molto conosciuto ed anche una rosa di calciatori molto competitiva per la prossima stagione. Ma rimane il solito giallo di casa nostra, e cioè quello legato allo stadio Seneto. Come e quando si intenderà sciogliere questo annoso problema? I prossimi giorni saranno importanti per avere le idee più chiare su tutto, ma una cosa è certa: il gigante non molla, ma si profila un'altra estate di grande tensione. E ancora Carmelo Lentini con l'intervista al presidente della FIGC, Angelo Caramanno. Abbiamo con noi il presidente della FIGC di Agrigento, il professor Angelo Caramanno. Allora, stagione terminata con la terza categoria, facciamo i nostri migliori auguri e complimenti al River Platani. Che campionato è stato e se siete soddisfatti di questo campionato iniziato alla chetichella, però è finito anche bene? È stato un campionato di altissimo livello, cioè per la terza categoria veramente un lusso avere queste società blasonate che hanno messo in campo veramente organici di qualità eccellente per la categoria che praticavano. È un campionato molto molto equilibrato verso l'alto, che ha visto 7-8 squadre contendersi sia la vittoria finale che i playoff. Alla fine l'ha spuntata il Cattolica Eraclea, l'Eraclea Minova e il River Plate con la vittoria finale playoff con il Favara Academy. Partite molto molto combattute, molto equilibrate, ma la cosa più bella è che ho assistito personalmente a partite con 700.000 spettatori. E diciamo che questo è un dato molto molto importante che ci deve far riflettere tantissimo quando il calcio è amato nella nostra provincia e quando le persone amano andare la domenica allo stadio per le partite. Questo ci deve far capire che noi dobbiamo attivarci al massimo come istituzione, ma tutte le istituzioni che ci collaborano, e dobbiamo coordinarci affinché possiamo avere gli stadi agibili e che possiamo sicuramente portare il calcio in tutti i comuni che vogliono praticarlo. Questo è stato un primo passo verso la totalità dei centri agrigentini, dove gli stadi ci sono, ma molte società ancora stentano a iscriversi ai vari campionati provinciali. Speriamo che questa sia la volta buona, ma un input molto importante. Sì, noi ci siamo attivati con diverse riunioni con le amministrazioni locali dei vari comuni che vogliono fare calcio e quindi iscriversi in terza categoria. Molti comuni sono stati sensibilizzati e quindi stanno ultimando le pratiche per rendere i propri campi, i propri stadi agibili, e sono molto ottimista per il prossimo anno, perché oltre alle squadre che hanno vinto il campionato e playoff, diciamo che c'è pure il Menfi che gioca nel campionato della delegazione di Trapani, che sta facendo i playoff, e quindi possiamo pure mi auguro che vada pure in seconda categoria e quindi perderemo un'altra società. Però già abbiamo fatto un lavoro immenso in questa delegazione e stiamo già attivando altri amici nei vari comuni per ripartire con la terza categoria oppure confermare quello che hanno fatto di buono negli anni precedenti. E quindi io prevedo che il prossimo anno faremo di nuovo un campionato di alto livello con un nutrito gruppo di squadre. Quindi quest'anno avevamo 14, io spero di confermare, e perché no, sono ottimista, magari di aumentare qualche unità questo organico. È chiaro che poi noi lo faremo di 12 e 2 e 3 poi andranno nelle province limitrofe. Pensate di completare questa stagione con una festa particolare che così richiamerà
magari le squadre vincitrici dei vari tornei? Sì, dopo diciamo i primi di luglio organizzeremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, in una location nella nostra provincia, una festa finale provinciale dove andremo a premiare tutte le squadre che hanno vinto i vari campionati e tornei che noi facciamo ogni anno. Quindi quella sarà l'occasione buona con diciamo, il piacere di avere il presidente Morgana, il presidente onorario Lopresti, il coordinatore Valenti e tutta la componente delegazione di Agrigento presente per dare appunto diciamo, merito e lustro alle società che hanno vinto i campionati, e quindi sarà una vera e propria festa. In quell'occasione presenteremo pure l'8ª edizione dell'almanacco del calcio agrigentino, un almanacco molto arricchito, molto bello, che oltre a diciamo, parlare delle società di terza categoria provinciale, parleremo pure delle nostre squadre di Agrigento che fanno campionati regionali, quindi un almanacco completo. Diciamo che questo è il nostro fiore all'occhiello che presenteremo nella festa finale. È tutto, grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci.